i Sonus de Ganna, quindi le due Launeddas per accompagnare un gruppo che evidentemente con le Launeddas ci riporta immediatamente nella parte più meridionale dell'isola. Le abbiamo utilizzate per Cabras, una zona dove c'è un utilizzo storico di questo strumento, e poi tutta l'area del Campidano e del Sulcis. Noi andiamo in Campidano e più precisamente a Selargius, dove questa associazione Fedora Puzzo, anche in questo caso devo dire io li annovero fra quelle associazioni importanti che fanno veramente un lavoro di ricerca meticolosa di quelle che sono le tradizioni autentiche del ballo e del vestiario. Quindi Fedora Puzzu di Selargius, così anche con loro possiamo ammirare la varietà del vestiario popolare campidanese, tutte le tipologie anche dei copricapi differenti che utilizzano in questo territorio. Due Launeddas, quindi a concordia, come spesso accade, è accaduto nella storia dei suonatori di Launeddas, e quindi avremo occasione insomma di seguire due musicisti. Intanto la proposta di Michele Deiana con le Launeddas, e anche Graziano Montigi che accompagna il gruppo. Suoneranno due tipi di Launeddas, Saviudedda e su punte organo. Michele farà punte organo e Graziano Fiudedda. È interessante questo ballo che si chiama Suballu de Cumbidu, Suballe Cumbidu, perché in realtà come succedeva nelle piazze del passato, i giovani, Sazzeracchia che organizzava il ballo, erano i primi a prenderne parte e animare la serata, e quindi gli uomini cominciavano la festa, ad animare la festa popolare, per poi cumbidai, cioè invitare le donne a formare le coppie, quindi a prendere parte insomma al ballo comunitario. Nel passo campidanese, con le due Launeddas che vi ho anticipato, il gruppo Fedora Puzzu di Selargius.
Beh, la capacità, insomma, di riportare, anche la volontà di riportare sul palcoscenico la piazza ideale dove si sviluppava il ballo, la festa, l'aggregazione. Quindi questo è un lavoro importante che ha fatto il gruppo Fedora Puzzu di Selargius, e con Fedora Puzzu voglio ringraziare ancora Michele Deiana e Graziano Montigi per i suoni delle Launeddas. Accomodatevi pure da questa parte, ragazzi, così possiamo salutare il pubblico di Nuoro e un pubblico di appassionati del ballo popolare, delle tradizioni più in generale. È veramente un piacere, credetemi, anche per chi sta sul palco, quindi per chi si impegna a suonare, ballare o a raccontare delle cose, il fatto di sapere di avere un pubblico così numeroso e appassionato, insomma, crea veramente un grande piacere, tutta una serie di emozioni piacevoli.